è svolta questa mattina a Torri del Benaco la 49esima Assemblea Generale dei Soci di Federalberghi Garda Veneto dal titolo Insieme, nuovi strumenti per il futuro della tua impresa. Un'assemblea di stampo tecnico che ha illustrato nel concreto cosa l'associazione offre oggi ai propri soci per rimanere competitivi sul mercato e inoltre tutelarli contro rischi e criticità del futuro. A presentare l'evento il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni. Abbiamo voluto dedicarci a un'assemblea piuttosto tecnica, in quanto reputiamo che sia necessario aiutare i nostri associati in questo momento in cui il nostro mestiere è radicalmente cambiato e è in costante evoluzione. L'importanza è di avere dei partner competenti e importanti su diversi aspetti, quindi parleremo di crediti piuttosto che finanziamenti, piuttosto che coperture assicurative. Però nonostante questo abbiamo voluto allargare l'assemblea non solo agli albergatori, anche alle altre categorie produttive, questo perché il turismo sempre di più è un sistema, non è soltanto albergatori. Il futuro è una sfida importante. Come ho detto, il nostro lavoro è cambiato radicalmente ed è la cosa incredibile che è cambiato in una maniera, con una velocità disarmante. Quindi la nostra categoria ha bisogno di accerchiarsi di partner, come dicevo, competenti e fare rete con i ristoratori, con il commercio, con gli organismi pubblici importanti tipo la fiera, tipo l'aeroporto. Quindi non è più un lavoro singolo, un giocare da soli, ma un gioco di squadra. Tra i relatori anche il presidente di Confcommercio Paolo Arena, che ha ribadito l'impegno dell'associazione nel fornire aiuti alle imprese e accompagnarle nel loro sviluppo. Abbiamo i mezzi all'interno della nostra associazione per aiutare le imprese, non solo del turismo ma dei servizi, del commercio e dei trasporti, con tutta una serie di agevolazioni che arrivano dai bandi Porfeser regionali o europei. Oltretutto con la nostra società di garanzia Confiditer riusciamo ad accompagnare le aziende in quelli che sono gli investimenti prospettici futuri che tutte le aziende devono mettere in atto. Noi non siamo assolutamente convinti, c'è una trasformazione ecosostenibile delle aziende, una trasformazione green. Noi dobbiamo continuare ad investire perché il Lago di Garda e Verona e la nostra provincia possano continuare ad essere leader di mercato in un mercato che è in continua evoluzione.